Terza prova del Super Frustino, ritirata Franci Jet, Fabio Enzo Jet, Furetto VL, Fringuella Jet, Fenestrel Font, Firecracker TC in prima fila, Falco Trio, Fan Fatal C, Fackelfin e Ferragni DVS in seconda. Macchina che accelera, partiti con Fringuella Jet in vantaggio, mentre sbaglia Numero subito 3, Furetto Furetto VL. VL Parte invece squalificato. molto piano Falco Trio. In vantaggio Fringuella Jet sulla piegata, Fenestrel Font in seconda posizione, poi vediamo, ci sembra Fackelfin, ma intanto i cavalli stanno transitando sulla retta delle scuderie con il tentativo esterno di Firecracker TC. Intanto se ne vanno in 30 i primi 400 metri di gara, con Fringuella che continua a guidare su Finestrelle Font, Firecracker TC all'esterno, poi dovrebbe essere Fackelfin, i 600 intanto in 48 scusate, i due, secca stoppata sulla curva e c'è la progressione in terza ruota ora di Falco Trio che dopo una partenza infelice si lancia in terza corsia sfruttando l'andatura blanda della testa, ma rimane in terza ruota e sbaglia sulla penultima curva. Numero 7, Così Falco Fringuella Trio Jet e squalificato. Firecracker TC alle prese quando siamo a poco più di 500 dall'arrivo. Fringuella prova ad allungare nuovamente, Finestrel Font rimane in scia, all'esterno sempre Firecracker TC, 400 al palo con un parziale ora in 14,9. Si fa luce anche Fackelfin e poi c'è Ferragni DVS che scatta in terza ruota. Ferragni DVS va in terza corsia e intanto anche Firecracker TC sta liquidando Fringuella Jet che è in difficoltà. Passa al comando Firecracker, aggredito ora da Ferragni DVS. Ferragni si avvantaggia a 80 dalla conclusione. Ferragni DVS, ignorato completamente al gioco, viene a vincere, facile, mentre per il secondo finiscono in linea il numero 6 Firecracker TC e probabilmente Fenestrel Font. Andiamo a rivedere il primo piano di Ferragni DVS, Maurizio Cheli in sediolo, che porta a casa questi 10 punti importantissimi. Il finale di Ferragni DVS che è stato completamente ignorata al gioco, ma che sul campo ha dimostrato di avere qualcosa in più, almeno questa sera, rispetto agli avversari. La lotta per il secondo vede appunto il numero 5 di Fenestrel Font, il 6 di Firecracker TC, molto vicine probabilmente in fotografia, poi Fackelfin e Fan Fatal sì, mentre è crollata letteralmente Fringuella Jet in retta d'arrivo. Vittoria dunque per Maurizio Cheli che si prende i suoi 10 punti, Ferragni DVS, il primo piano di Ferragni che vince davvero molto molto bene e l'allieva di Francesco Alessandrini del signor Stefano Giannone si impone con gran finale.